La strana coppia, così lontani e così vicini. Il governatore e il sindacalista, Luca Zaia e Maurizio Landini, il leghista che strizza l'occhio alla CGIL. In comune una guerra aperta con il governo Renzi. A unirli la soluzione del caso Electrolux, un modello veneto da esportare e che torna d'attualità oggi con il summit a Mestre di tutti i delegati FIOM. L'accordo, che nel maggio scorso, dopo 150 ore di scioperi, aveva scongiurato i licenziamenti redistribuendo il lavoro attraverso i contratti di solidarietà, prevede che tutti i dipendenti continuino a lavorare e che nessuno stabilimento chiuda. Soluzione promossa a pieni voti dal presidente della Regione Veneto, che coglie l'occasione per lanciare segnali di apprezzamento con queste parole. Alla fine ha vinto la logica del fare squadra. In un mercato del lavoro in grande trasformazione, il sindacato dei metalmeccanici ha dimostrato di essere capace di raccogliere la sfida. Questa è l'economia che ci piace, questa è la fabbrica che ci piace, questo è il modo giusto per uscire dalla crisi. La scelta di aver redistribuito l'orario secondo me dovrebbe essere in realtà non solo una cosa che avviene all'Electrolux, ma in alternativa ai licenziamenti dovrebbe essere una delle cose da fare per tutte le imprese. Il segretario nazionale FIOM CGIL coglie la vittoria di un modello che, soprattutto nella stagione della crisi, potrebbe essere replicato anche in altre aziende per evitare i licenziamenti. Ognuno lavora un po' meno, ma lavorano tutti. Quel che piace meno al sindacato invece è che le imprese chiedano di abbassare i salari, di fare i licenziamenti, di ridurre i diritti e il governo faccia passare la logica che un lavoratore debba accettare qualunque condizione. E la politica che sta facendo il governo fa proprio passare questa logica, che pur di lavorare uno deve accettare qualsiasi condizione. Una volta c'era Albanese, no, che faceva accetto la qualunque, adesso c'è il governo che ci teorizza che il lavoro dovrebbe essere qualunque sia, tu devi ringraziare anche se hai meno diritti, anche se ti sfruttano, anche se ti abbassano il salario. Maurizio Landini silura il governo, a cui il sindacato ha dichiarato guerra, e lancia già le prossime battaglie. Il 14 novembre il Nord-Est diventa terra di contestazione con lo sciopero della FIOM, mentre per lo sciopero generale di tutti i lavoratori di ogni categoria deciderà domani il direttivo della CGIL. Domani la CGIL dovrà decidere data e forma con cui fare lo sciopero generale di tutti i lavoratori. Lo sciopero dei metalmeccanici è una tappa verso questa battaglia e questa lotta che deve continuare, perché le politiche che il governo sta facendo non solo sono contro i lavoratori, ma non stanno risolvendo nessuno dei problemi che i lavoratori e il Paese ha.